2 giorni non sono un'eternità, ma i momenti delicati come questi possono fare la differenza. Così almeno è quanto sperano i commercianti che hanno ottenuto anche in Veneto l'anticipo dal 5 al 3 gennaio dell'inizio dei saldi invernali 2015. La proposta iniziale in realtà è stata della Federcontribuenti che, dati alla mano, ha dimostrato come allungare il tempo delle vendite in saldo possa portare benefici a chi vende e a chi acquista. Ed è così arrivata la decisione della Giunta regionale veneta, che aveva nel frattempo acquisito il parere favorevole delle varie organizzazioni di categoria, sia del commercio che dei consumatori. Anche la maggioranza delle regioni italiane, comprese Lombardia ed Emilia-Romagna, che sono confinanti con il Veneto, ha dato parere favorevole a questa anticipazione. Non si è trattato oltretutto di stravolgere il regolamento regionale. Il calendario delle vendite di fine stagione invernale dell'Ente Veneto, che recepisce l'indirizzo unitario formulato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province, prevede di fissare l'inizio dei saldi al primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio. La fine delle vendite scontate è invece indicata per il 28 febbraio di ogni anno.